Oggi è un momento di festa per l'ASL 4 ma anche per la sanità ligure, perché dotare le strutture ospedaliere di strumenti all'avanguardia è sicuramente un bene prezioso per tutti. Sì, l'innovazione tecnologica è una componente essenziale per rendere i nostri ospedali all'avanguardia, per dare delle risposte importanti anche per il personale impegnato, che può quindi avere anche tempi più brevi di realizzazione, esami più perfetti, quindi con grande soddisfazione per i pazienti. Questa è una donazione fatta da un comitato locale molto attivo, che nel tempo ha sempre donato apparecchiature anche così importanti, e di questo li ringrazio. Il DEA di primo livello di Lavagna è un ospedale sul quale abbiamo molto puntato, sia ai sensi della Balduzzi che come centralità di quella che è la nostra azione nell'AS 4, e il piano organizzativo aziendale ha fatto sì che qui venisse anche recentemente spostato il reparto di urologia, che sono andata anche a visitare. Devo dire che insomma i cittadini di questa area devono essere più che soddisfatti, perché il reparto di urologia, ai sensi anche delle normative nazionali, è corretto che sia vicino ad un pronto soccorso, a una rianimazione, quindi in un DEA di primo livello come è stato fatto, quindi garantire la massima sicurezza dei pazienti qui operati. Come lei accennava, siamo nell'ambito di una riorganizzazione complessiva per quanto riguarda l'ASL 4. Quali sono i tasselli chiari e imprescindibili di questa riorganizzazione? E certamente gli spostamenti dei reparti non sono frutto di iniziative estemporanee, ma fanno parte di un percorso lungo, perché la sanità e i processi sono correttamente impostati sulla lunga durata. Abbiamo fatto un'importante riforma della sanità ligure con la nascita di Alisa, abbiamo approvato il piano sociosanitario in Consiglio regionale nel dicembre del 2017, a fronte di questo tutte le aziende hanno approvato i piani organizzativi aziendali, quindi oggi siamo nella realizzazione piena di quello che è il PO aziendale dell'AS 4, che ha dato ai 3 presidi del territorio una piena identità, Rapallo, Lavagna e Sestri Levante. Sicuramente dobbiamo puntare, a questo punto messi in sicurezza gli ospedali perché nessuno verrà chiuso, sulle risposte del territorio, perché quelli sono anche i grandi bisogni del futuro, la cronicità, i pazienti anziani, la difesa di chi abita nell'entroterra, quindi avere una sanità a chilometro zero è fondamentale, e anche tutta quella che è l'accoglienza nelle strutture di riabilitazione. Quindi io direi che stiamo dando una risposta integrata su tutti i fronti agli abitanti del Tigullio. Possiamo assicurare che ogni ospedale avrà la sua dignità comunque, qualunque sia la sua vocazione specifica? Ma è certo, è proprio questo, insomma, perché altrimenti avremmo un impoverimento, un indebolimento delle risposte. L'importante è andare in un luogo dove vi siano delle risposte di qualità, col personale adeguato. Le risorse del personale purtroppo in tutta Italia sono scarse, ci sono pochi medici, tanti concorsi vanno deserti, quindi non è una volontà della Regione Liguria, quindi dobbiamo ovviamente ottimizzare le nostre risorse, concentrare quindi qualità, personale adeguato in questi nostri ospedali, sui quali anche stiamo facendo degli importanti interventi di edilizia anche per metterli a norma, e devo dire poi insomma nell'AS 4 è un'eccellenza perché ha ottenuto dei riconoscimenti sulla qualità unici addirittura in Italia. Quindi Sestri non è dimenticato? Ma assolutamente no, fa parte di un piano integrato di risposte, anzi nel momento in cui tutti i sistemi sanitari, indipendentemente dall'appartenenza e dal colore politico, vanno e stanno lavorando sull'integrazione ospedale-territorio, un luogo vicino a casa dove vengono date tutte le risposte a bisogni territoriali qualificati, in reparti che si occupano di temi legati proprio ai derivanti dal territorio, penso che sia stata una scelta strategica. Io fossi un amministratore locale di quei territori sarei molto contento, perché l'integrazione ospedale-territorio è il futuro della sanità del Paese e anche d'Europa. Una parola sul comitato. Come abbiamo ascoltato è un comitato anche che pungola a volte la politica, però al tempo stesso collabora e sicuramente, come lei diceva, ha la fiducia di tante persone malate che hanno bisogno di queste strutture. Sì, l'ascolto è fondamentale per chi deve poi assumere delle decisioni e dare gli indirizzi politici, e queste sono realtà presenti da sempre sul territorio. Il comitato è un punto di riferimento per il Tigullio, gode della fiducia di tanti cittadini, perché chiaramente si riesce a raccogliere anche donazioni di questa portata, significa che molti hanno fiducia in loro, chiaramente sono di stimolo, chiedono sempre più risposte da parte del sistema sanitario, e devo dire che insomma nella collaborazione, nello spirito costruttivo sicuramente si può trovare sempre la sintesi. Che importanza ha questo nuovo macchinario per la nostra ASL?
Guardi, è una macchina importantissima perché è quella che permette di effettuare tutta la diagnostica tradizionale su tutti i segmenti ma anche sugli organi principali. È una macchina che dà un valore aggiunto all'attività svolta dai nostri professionisti che sono già professionisti di grandissimo valore, ma perché li agevola nelle operazioni di presa in carico del paziente, magari politraumatizzato, che può essere movimentato con l'uso della tecnologia robotica e quindi il paziente viene posizionato e spostato sulla base delle proiezioni radiologiche, quindi delle necessità diagnostiche che sono legate alla patologia che si cerca di diagnosticare attraverso la strumentazione elettronica, informatica. Sicuramente per la struttura dell'ospedale di Lavagna, che è in una fase evolutiva per diventare un DEA di primo livello, è una strumentazione ulteriore che va ad implementare i servizi offerti. A che punto siamo con questa riorganizzazione? Allora, intanto il pronto soccorso è già un DEA di primo livello all'ospedale di Lavagna, avevamo bisogno di rinforzarlo con alcune specialità che erano presenti nel presidio ospedaliero ma dislocate in altri stabilimenti ospedalieri. Abbiamo fatto un percorso di riorganizzazione importante che ha mirato a dare un forte mandato a ciascuno dei nostri ospedali. Questo ci ha permesso non soltanto di concentrare all'interno dell'ospedale di Lavagna, sede del DEA di primo livello, tutte le specialità che devono essere presenti per norma al suo interno, ma soprattutto di permettere ai nostri professionisti, ma soprattutto assicurare ai nostri pazienti le migliori condizioni, perché un'urologia all'interno di un ospedale dove è presente una rianimazione comporta delle possibilità interventistiche sicuramente migliori e consentono ai nostri operatori di lavorare nella massima sicurezza. L'assessore Viale ha espresso il suo apprezzamento per aver visitato l'urologia. Quali sono i prossimi passi adesso di questa riorganizzazione? È una riorganizzazione che è appena iniziata, sono stati anni importanti di studio, di valutazione, di definizione del bisogno di salute della nostra popolazione che ci hanno portato a definire chiaramente che cosa volevamo realizzare all'interno delle strutture e che cosa era necessario realizzare all'interno delle nostre strutture. L'urologia e l'otorino all'interno dell'ospedale di Lavagna sono il primo passo, ma stiamo in questo momento effettuando e completando i lavori della cistoscopia e della colposcopia, che sono in fase di completamento e che andranno a completare la presenza del reparto urologico all'interno di questa struttura, ma stanno per partire anche i lavori di adeguamento strutturale del pronto soccorso che prevedono praticamente il raddoppio degli spazi che sono assolutamente necessari all'interno di una realtà come la nostra che è vero, molti dicono è l'azienda più piccola della Liguria, ha circa 148.000 abitanti, ma in realtà dobbiamo tenere conto che la nostra popolazione, essendo una realtà con una fortissima attrazione turistica, non assiste numeri di pazienti enormemente superiori. È il motivo per cui il nostro pronto soccorso necessitava di essere rivisitato. Voi sapete che abbiamo da poco inaugurato la nuova palazzina dell'SPDC e dei servizi che ci ha permesso di liberare spazi che verranno appunto destinati ai lavori di pronto soccorso che partiranno a molto breve. Ecco, non meno importanti sono le strutture cosiddette, per così dire, a chilometro zero, no? Quegli servizi che possono essere offerti proprio nell'ambito territoriale di quelli. A questo proposito, quali sono i passi che si stanno muovendo? Beh, vede, l'obiettivo è quello di una sanità integrata tra ospedale e territorio. Ormai bisogna lavorare nella direzione proprio del territorio, della sanità chilometro zero, che il nostro assessore ci invita sempre a realizzare, perché è fondamentale che il territorio riceva attenzioni importanti che devono togliere l'attenzione dall'ospedale. Non si può più vivere con una sanità ospedale centrica. Tutti i nostri ospedali ad esempio sono sedi del distretto, tutte le nostre 3 sedi ospedaliere hanno ambulatori polidistrettuali, addirittura stiamo inserendo la figura del medico di medicina generale. L'ospedale Sesti Levante ha all'interno il medico di medicina generale con i propri studi, con un'agevolazione nei percorsi per i nostri assistiti importantissima, dove il medico di medicina generale può confrontarsi direttamente con gli specialisti durante una semplice visita nello studio del medico di medicina generale, dando immediata risposta. È un'attività importante quella che si sta facendo sul territorio, perché voi sapete che siamo stati identificati per sperimentare un nuovo percorso previsto dalla Comunità Economica Europea e andremo ad lavorare nelle aree disagiate, nelle aree interne, attraverso la sperimentazione di una nuova figura, la figura dell'infermiere di famiglia,
che ha un ruolo proattivo e prenderà in carico tutti gli assistiti dell'ASL 4 di quel territorio over 65, sia sani che portatori di patologie, definendo un percorso di presa in carico che deve puntare a garantire la loro permanenza al domicilio. L'ospedalizzazione non solo è costosa, ma non è sempre necessaria, perché le persone possono essere assistite e curate al proprio domicilio, ed è in questo senso che stiamo andando nella sperimentazione. Qui c'è un elemento che si chiama detettore, vuol dire che di là escono le radiazioni, e il detettore è quello che capta quelle radiazioni che attraversano il corpo umano. Il vantaggio proprio è che questo detettore può anche muoversi diciamo così, in modo robotico, vedete, no? Se vedete la luce, simula, vai, anche di più, e da una laterale si può fare. Pensate che il paziente è sopra ed è assolutamente libero da dover muoversi. Qual è l'importanza per la radiologia di disporre di questo nuovo strumento? Per la radiologia direi soprattutto per i pazienti. Questo nuovo apparecchio consente di gestire meglio e con maggior sicurezza il paziente che ha certe limitazioni. Nel senso che noi invece di dover talvolta, come succede in altre apparecchiature, spostare il paziente in base alle esigenze della proiezione che vogliamo ottenere a fine diagnostico, noi possiamo spostare la macchina, cioè i vari elementi della macchina con movimenti robotici si muovono su tutti i piani e riusciamo in questo modo a posizionare la macchina invece del paziente, adattare la macchina al paziente invece il paziente alla macchina. Pensate ai pazienti che non rispondono, ai pazienti che hanno avuto un politrauma, pazienti operati e pazienti anche non banalmente o semplicemente con limitazioni importanti. Quindi sicuramente un beneficio per tutte le persone che potranno usufruire, ma anche un'agevolazione per chi opera, per chi è chiamato a fare le lasti. Non c'è dubbio, e anche l'operatore naturalmente è agevolato da quel punto di vista, perché la fatica, il disagio di trattare un paziente sofferente l'operatore ce l'ha, cioè i nostri tecnici, gli infermieri che approcciano un paziente talvolta non sappiamo esattamente cosa ha, crei dolori, non è semplice. E questo anche per loro agevola un po' il lavoro. Lei è qua da poco più di un mese, che in realtà ha trovato nell'ASL 4. Sì, tra l'altro questa è una bellissima donazione, per me è la prima volta lavorare con una macchina di questa qualità, dà soddisfazione e speriamo di sviluppare la radiologia verso i prossimi traguardi con tecnologia sempre più aggiornata, perché è un mondo diagnostico sempre entusiasmante che promette tanto. Ha fatto rivoluzione nella medicina. È bello anche che sia frutto di donazioni, di offerte raccolte attraverso il comitato, quindi in qualche modo anche di un interesse dei malati per che la sanità sia migliore. Sì, io devo ammettere, è la prima volta che mi fanno domande di questo genere, un'affermazione, e condivido tanto. Cioè, io vengo da Israele, sentite dal mio accento che non sono nato qua, e lì gli ospedali sono veramente molto attrezzati, è basato molto sulla donazione, ed è un coinvolgimento sociale che ha un beneficio poi reale in generale per la popolazione, che qui mi sembrava un po' più lontano, e quando vedo questa iniziativa dà una soddisfazione. Con questo dono alla radiologia si porta a compimento un'opera importante per quanto riguarda il comitato. Intanto ricordiamo la raccolta, quanto è costato questo macchinario e che importanza ha. Ma guarda, questo strumento, che non è un macchinario, è uno strumento radiologico telecomandato, robotizzato, quindi chi più ne ha più ne metta. È un'apparecchiatura meravigliosa. Tu metti la barella e poi si può girare in qualsiasi minuto.
è costata 240.000 euro e spero che risolva molti problemi. L'ho detto prima, che in radiologia tanti problemi si risolvono, ma non si possono risolvere tutti. Speriamo che con questa macchina se ne risolvano molti. Ci vogliono le macchine, ma ci vogliono anche le persone poi per far funzionare le macchine. Ma pare che il primario sia una persona in gamba e l'ho conosciuto, lo conosceremo, approfondiremo, ma le informazioni dicono che è bravo, che ha voglia di lavorare e che quindi può venire bene per la nostra struttura. Quindi noi ci auguriamo che per il bene dei malati che funzioni e che vada sempre meglio e che si circondi di persone come si deve, perché tante volte il primario serve e non serve, poi ci vuole tutta la squadra che funzioni. Nel suo intervento lei ha richiamato anche il ruolo della politica, anche per quanto riguarda l'ambito sanitario. Di che politici c'è bisogno perché la sanità funzioni bene? Politici con la P maiuscola, che ho detto che pensino prima di parlare. E invece ci sono tanti politici e tanti dirigenti di mezza tacca che contano come il 2 di briscola, che parlano senza pensare e quindi ci troviamo in questa situazione. Il politico deve dare gli indirizzi, ma poi deve fare un passo indietro, non può mettere il naso da tutte le parti. È per questo che la sanità non va bene come dovrebbe andare, perché i politici ci mettono sempre lo zampino. E allora anche il politico più integerrimo ha sempre delle debolezze, ha sempre delle persone da accontentare e purtroppo siamo italiani e quindi la sanità deve essere fuori, la politica deve stare fuori dalla sanità. Siamo all'interno dell'ospedale di Lavagna, qualche mattoncino è stato messo a posto, però lei ha fatto una richiesta esplicita all'assessore Viale, quale? Sì, io ho detto che lei si dovrebbe impegnare a promettere che che abbiamo questa macchina, questa struttura e soprattutto i trasferimenti di otorino e di urologia, deve dire che sono i primi mattoni, i primi step, i primi passi per il raggiungimento completo del DEA, per completare l'ospedale di Lavagna che è un DEA di primo livello. E allora lo diciamo ancora una volta, non bisogna favorire i propri sostenitori. Ti dicevo che quando c'erano quelli di sinistra favorivano gli ospedali e i comuni dove c'era la sinistra al governo e dove quando ci sono quelli di destra alla regione favoriscono i comuni che hanno delle giunte di destra. Questo non deve essere fatto il bene del malato. E il bene del malato è la buona sanità indipendentemente dai colori politici. Quarta edizione di Santa Champions, il Comune quindi ripropone un'iniziativa che adesso nel tempo si è consolidata. Quest'anno gli avete dato un titolo particolare dedicata proprio alle storie dei vostri campioni, cioè dei campioni della vostra città. Sì, quest'anno ci tenevamo molto a far sì che fossero proprio i nostri atleti a raccontarci un po' di loro stessi, di quello che hanno dato allo sport a Santa Margherita, e quindi abbiamo preso degli atleti, degli sportivi rappresentativi perché stasera raccontassero le loro storie. Quindi non soltanto una carrellata, tra virgolette una passerella sul palco, che poi ci sta sempre anche da parte magari dei più giovani o di chi è anche un po' più timido, ma ci sarà anche qualcuno che racconterà proprio qualcosa di se stesso, della sua storia,
storia, quindi che parte anche un po' dal passato. Sì, senz'altro. Avremo anche qualche curiosità, qualche piccolo aneddoto che uscirà fuori da queste storie che ci racconteranno, e sarà anche un po' una sorpresa per noi, e speriamo che la cosa sia anche un po' più accattivante e renda la serata anche un po' più dinamica. Santa Margherita è una cittadina sicuramente piccola, lo sappiamo, magari non è sempre facilissimo trovare tantissima gente che fa sport, però in realtà l'offerta sportiva in città è vastissima, perché le società, se pensiamo appunto a una realtà di non poi moltissimi abitanti, è veramente consistente, cioè c'è l'imbarazzo della scelta. Assolutamente sì, Santa Margherita offre qualsiasi tipo di sport, a parte gli sport classici chiaramente, dalla pallavolo alla pallacanestro al calcio, poi abbiamo tutta una carrellata di sport di vela, sedile fisso, sedile mobile, e quindi poi quest'anno premiamo anche l'equitazione, quindi abbiamo attinto un po' da società sportive anche di Rapallo per ragazzi di Santa Margherita che fanno questo sport. E quindi devono magari andare in una città vicina, perché proprio tutto non si può fare. Poi anche i risultati hanno chiaramente il loro significato. Ogni società vi ha segnalato gli atleti magari maggiormente meritevoli per quella che è stata la stagione passata. Sì. Esattamente così, noi quest'anno come gli altri anni chiediamo alle associazioni sportive di darci i loro nominativi degli atleti più rappresentativi, alcune associazioni sportive hanno preferito anche segnalare l'intera classe proprio per dare un po' di incentivo nello sport, come ha fatto il karate che ha portato l'intera classe del maestro Ricci e del maestro Lentone, insomma stasera avremo veramente tanti atleti da premiare. A Santa Champions di questa sera Santa Margherita è impegnata come protagonista, anzi farà, come dire, proprio l'introduzione iniziale, un'associazione di Rapallo che ha come coach Ilaria Barbieri, che poi di Santa Margherita in realtà è originaria ma adesso vive a Rapallo, che con la sua realtà tra pochi giorni sarà proprio impegnata anche a Santa Margherita, quindi varcate un po' i confini di Rapallo per portare la vostra attività anche qui a Santa. In cosa consiste realmente poi la vostra attività? La nostra attività è uno sport molto completo, perché comunque le ragazze si allenano molto, hanno una grande parte di acrobatica. È uno sport purtroppo ancora un po' sconosciuto, però si divide un po' tra la danza e l'acrobatica. Quindi è una disciplina sportiva a tutti gli effetti, nata fondamentalmente in America, nei paesi anglosassoni, che l'hanno portata nei grandi eventi sportivi e così l'hanno pubblicizzata. Però ci sono bambine che magari hanno visto qualcosa di questo genere alla televisione, magari si fanno coinvolgere e venire in palestra da voi. Sì, vedono la televisione, magari nei telefilm o nelle partite o su YouTube, ma principalmente poi ci hanno conosciuto facendo le esibizioni in giro per Rapallo, e allora poi pian piano le mamme anche iniziano a conoscere questo sport e vedono che è uno sport che ci vuole comunque impegno, non è solo sventolare un po' i pompon, e quindi piano piano è una realtà che sta crescendo in Liguria ma anche in tutta Italia, fortunatamente. Al punto che ora la portate anche a Santa, avete fatto questa scelta da lunedì prossimo nella palestra dell'Istituto Colombo di Via Dogali. Lunedì e mercoledì iniziamo, speriamo di avere un gruppetto, anche se iniziando a marzo magari all'inizio non ci saranno molte bimbe, però speriamo di riuscire a portarlo avanti per poi a settembre ripartire e avere più bimbe ancora. Santa Margherita, diciamo, esporta anche tra virgolette un po' i suoi campioni. Tu, Edoardo, hai iniziato a vogare piccolissimo con il canottaggio a sedile mobile, hai iniziato a Santa Margherita e poi piano piano hai fatto esperienze anche a Genova. Sì, ho iniziato qua appunto a Santa Margherita all'età di 12 anni, adesso eri con la Canottieri Argus. Con la Canottieri Argus, adesso è già un po' di tempo che sono a Genova, ho girato un po' di società lì. Adesso sono al Rowing Club genovese, mi trovo molto bene già da un anno, mi trovo bene con i nuovi compagni, abbiamo già raggiunto bei traguardi e niente, adesso sta per iniziare la nuova stagione, vedremo di farci trovare pronti. Fai diverse specialità del sedile mobile, sali su imbarcazioni diverse, dal coastal rowing al classico sedile mobile, sei su varie imbarcazioni anche di diversa lunghezza e con diversi componenti. Sì, diciamo che oltre al classico canottaggio olimpico ci siamo affacciati anche al coastal rowing, dove appunto abbiamo vinto il campionato italiano a Palermo l'ottobre scorso, e quindi sì, non solo il classico mobile, ma ci cimentiamo, diciamo, in più specialità
e vedremo un po' nel corso della stagione cosa riusciamo a combinare. E complessivamente quanti titoli italiani hai già vinto? Io personalmente 8. Ho vinto l'8º proprio a gennaio con il campionato di fondo di Pisa in 4 senza con i miei compagni e sì, siamo a 8, un bel traguardo. Però, insomma, sei ancora molto giovane, si può anche arrivare in doppia cifra. Sì, l'obiettivo sicuramente è arrivare in doppia cifra il prima possibile e poi vediamo. La nazionale è un traguardo, come dire, al quale si può puntare o è oggettivamente difficile? No, oggettivamente è difficile. Certo, il sogno c'è sempre, però io cerco di divertirmi, di fare quello che riesco con i mezzi che ho e per ora mi diverto, l'importante è quello. Anche perché nella vita di tutti i giorni immagino non farai soltanto il canottiere. Esatto, lavoro con mio papà, che lui è giardiniere, siamo in famiglia con mio fratello e essendo con lui ho la possibilità, comunque mi permette di allenarmi, di stare via magari tanti giorni quando ci sono le gare, quello è un bel vantaggio sicuramente. Il ciclismo è una passione che lei ha veramente innata. Fin da piccolo, fin da quando facevo le scuole medie. Non perdevo una tappa del Giro d'Italia, seguivo tutte le gare. Poi una volta che sono andato a militare addirittura mi sono portato sulla nave da guerra la bicicletta da corsa, sotto la cuccetta, quando ero libero uscito uscivo con la bicicletta da corsa. Poi finito il militare ho fatto 5 anni di super petroliere con l'Agip, navi da 350 metri e quindi anche a bordo si andava in bicicletta da poppa a prua in qualità di secondo ufficiale. Poi finito di navigare ho preso un'attività di ferramenta dove 2 anni fa sono andato in pensione dopo 37 anni. Però ha sempre continuato ad andare tantissimo in bicicletta. Sempre, quasi nel tempo libero sono sempre andato in bicicletta, difatti per arrivare a fare la distanza Terra-Luna ci vuole il gran tempo. Ce lo dica un po', perché magari uno dice la distanza Terra-Luna, ha preso la Terra, è arrivato fino alla Luna. Quanti chilometri sono dalla Terra alla Luna? 384.000 chilometri. E lei in bici li ha percorsi tutti in questi anni? Anzi, diciamo anche di più. Questi qui sono quelli ufficiali che ho segnato, però sicuramente ne ho fatti molti di più. Ecco, quindi lei è uno che poi è sempre andato un po' su tutti i terreni, salita, discesa, pianura, passista? Scalatore. Io ho fatto dunque oltre 1800 montagne tutte diverse, di cui 90 sopra i 2000 metri. Ho girato i Pirenei spagnoli, i Pirenei francesi, le Alpi svizzere, le Alpi austriache, tutte le Dolomiti, le Alpi italiane, e le montagne spagnole tipo la Sierra Nevada e la Cordigliera Cantabrica. È una montagna che le è rimasta nel cuore, come può essere l'Alpe d'Huez, il Tourmalet o il Mont Ventoux? Il Mont Ventoux. Io il Mont Ventoux l'ho fatto 14 volte, È la montagna che mi piace più di tutti e ho conseguito 4 volte il brevetto del Mont Ventoux. Il brevetto del Mont Ventoux consiste nello scalare nella stessa giornata i 3 versanti, che sono veramente tremendi. Sono 135 km con 4.400 metri di dislivello e quindi 67 km di salita e 67 km di discesa. Ed è la montagna che dà più soddisfazioni di tutti. È tragica perché era morto Simpson tantissimi anni fa durante una tappa del Tour de France. Comunque è stupenda, è la montagna più bella che ci sia ed è anche famosa perché era stata scalata da Petrarca, dove aveva scritto, lui era Fontaine de Vacruz e dove aveva scritto fresche, chiare, dolci acque, quindi è la montagna la più bella in assoluto secondo me. Un campione del nuoto master, Salvatore, il tuo curriculum è sconfinato, giustamente vieni premiato questa sera qui a Santa Champions, però per te l'acqua sappiamo è un elemento naturale fin dalla giovane età, perché in acqua prima di divertirti o di fare gare come master l'acqua per te è stata un luogo di lavoro. Certamente sì, infatti ho fatto l'operatore subacqueo nell'Arma dei Carabinieri per 35 anni, per cui l'elemento acqua per me è veramente naturale. E poi cosa è successo? Hai finito di lavorare e hai detto no, io in acqua ci voglio rimanere e hai cominciato a gareggiare. Esatto, al pensionamento mia moglie mi ha proibito assolutamente di scendere sott'acqua da solo e a quel punto lì mi sono data al nuoto, anche perché il nuoto per me è sempre stato fin da piccolo, anzi direi che addirittura penso di non ricordare un periodo in cui io non ho saputo nuotare, non me lo ricordo, pertanto penso addirittura di aver cominciato a nuotare nella pancia di mia madre.
e ora continuo ancora, all'età quasi ormai 76enne, e cerco di continuare a nuotare perché la passione è tanta, il divertimento anche, la socializzazione è al massimo, si incontrano sempre nuovi amici e continuo così, spero di continuare ancora per qualche anno. Anche perché ottieni risultati notevoli in piscina, in mare, quindi anche in acque libere, in campo nazionale e internazionale. Sì, effettivamente l'anno scorso, il 2018, è stato un anno straordinario perché ho realizzato un record europeo, un record italiano nei 1500, un record europeo negli 800 stile libero, un record italiano nei 1500, un record italiano negli 800, un record italiano nei 400, poi ho vinto la 10.000, la 5.000, la 3.000 e il 1.000 campionati italiani, un giorno di riposo, 800, 400 e 200 ai campionati di Palermo l'anno scorso. Ricordiamo, nella tua categoria M75. Per fare tutto questo bisogna trovare anche il tempo per allenarsi. Sì, certo, infatti mi alleno dal lunedì al sabato, quando poi la domenica non ci sono gare, ma comunque io un giorno di riposo me lo tengo perché il riposo è allenante anche quello, per cui spero di continuare, se la salute mi regge non smetterò.